nuova serie di trasmissioni, ripartiamo da qui. Abbiamo il piacere di avere ospite oggi Claudio De Stefani. Claudio De Stefani è un amico da tanti anni, lui si occupa di eventi e proprio per sentire, intanto ciao Claudio. Ciao Bruno, grazie per come stai? per questo momento. Bene fisicamente che è la cosa più importante intanto. Quello è Poi importantissimo. il resto, a tutto c'è una soluzione. Certamente. No, mi piace questo tuo spirito positivo, ma è caratteristica, penso, di molti noi veneti, non voglio dire anche italiani, forse di vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, è quello che ci fa vedere un futuro possibile, altrimenti chiuderemo qua, no? Sono d'accordo con te, Bruno, sono d'accordo con te. Anche perché credo che in questo momento possiamo definirlo di transizione, no? Perché nulla è chiaro, nulla è scontato, nulla ci viene dato a sapere, perché ogni giorno ne sentiamo una di nuova, quindi nervi saldi ed essere positivi è l'unica cosa che possiamo fare. Certamente. Allora, naturalmente, per chi organizza eventi e ha programmato già il 2020, forse anche il 2021, questa pandemia ha portato uno scompiglio enorme, perciò chi se non te che può darci delle idee, come pensate, come pensi di portare avanti i tuoi progetti? Allora, come dicevo poco fa, purtroppo non ci sono delle indicazioni. Te lo dissi anche in occasione di quel breve incontro che abbiamo avuto il 1° maggio per quella silenziosa protesta che abbiamo fatto in Centro Conegliano, no? Le famose partite IVA. Sì. Perché dobbiamo specificare una cosa: uno pensa, beh, lui organizza eventi, si diverte, bella vita, belle cose. In realtà dobbiamo pensare che all'origine, quando parliamo di partite IVA, c'è comunque una realtà impegnativa, cioè pesante, e non voglio parlare di fiscalità in questo incontro, però è una cosa alla quale tengo particolarmente, perché sai, quelli che fanno questo genere di lavoro sono fortunati perché è un bel lavoro, tranne questo momento ovviamente, certo. però dobbiamo fare i conti con la realtà. Sì, ma vedi, questo, a sostegno di quello che stai dicendo, devo dire che l'altro giorno ho incontrato un amico che ha fatto impresa per una vita. Dice, guarda, da quando sono andato in pensione, da allora ho cominciato a gustare lo stipendio all'inizio del mese. Ma pensa a te, cioè nella vita, dice, io ho fatto sacrifici e magari non mi pagavo lo stipendio a fine mese perché avevo i collaboratori, avevo i dipendenti, le fatture, le bollette, e non mi pagavo, magari mangiavo pane e acqua. Adesso una soddisfazione, mi dice, ogni mese mi arriva lo stipendio fisso. Pochi ma buoni. È assurdo però questo, toccano. però Claudio, è assurdo questo, perché vuol dire che abbiamo un sistema che non permette di fare impresa e non invoglia a fare impresa anche i giovani. Le partite IVA, è chiaro che se io apro partite IVA tanto per togliere disoccupazione, ho creato mine sulla strada, ho creato problemi anziché creare futuri imprenditori veramente coi piedi saldi per terra. Scusa, ti lascio lo spazio, ma mi piace dialogare con te così. Guarda, ripeto, accantonando per un attimo il lavoro e tornando su quella che è, la chiamiamola pure pressione fiscale, diamogli un nome, un cognome, un indirizzo a questa cosa. Io mi paragono con un mio amico, per carità, sono scelte di vita, Lui per una vita è stato dipendente, tranquillo, come il tuo amico che adesso ha a fine mese la sua sicurezza, no? Il suo stipendio, sì, i suoi orari, i suoi ritmi, le sue cose. Ha concluso il suo ciclo lavorativo, lo chiamano TFR, cosa che vorrei ricordare a quelli distratti: le partite IVA non hanno quei giorni di lavoro pagati se ci sono le malattie, ma qui potrei inoltrarmi in un terreno infinito. Voglio dire, alla fine di una vita lavorativa è giusto che uno abbia un riconoscimento, ma se noi non abbiamo provveduto in qualche modo, è difficile che qualcun altro pensi a noi. Bravo. E senza contare, io
sempre tornando al discorso di prima, sì, ma fai un bel lavoro. Sì, ti faccio un esempio banale. Quando noi organizziamo uno spettacolo, un concerto, un evento a pagamento, perché chiamiamo un artista importante per dare prestigio alla città, per carità, con la collaborazione del comune, con tutto quello che ne consegue. Però, e tu lo sai, perché abbiamo vissuto, se non in sintonia, però dei momenti di vissuto vero, quando organizziamo gli eventi e prendiamo 2 gocce di pioggia, perché siamo all'aperto, e tutto nel giro di un'ora va a farsi benedire, il lavoro di 3 mesi, 4 mesi, per organizzare minuziosamente l'evento, è andato tutto in fumo, in acqua in questo caso. Il rischio di impresa, che nessuno capisce cos'è a livello artistico, a livello di spettacolo, però Vero. ecco l'esempio più eclatante: nessuno pensa a noi perché è andata male, pensano solo perché vedono tanta gente quando tutto va bene, per carità, sono felice di questo. Io dico sempre che non mi interessano le cose positive, mi interessano le cose negative. Datemi le critiche negative perché sono costruttive. Le cose Bravo. belle le riconosco, il mio valore, e non perché sono uno che si monta la testa, ma semplicemente so quanta passione, Bruno, e tu lo sai Certo, cosa significa nel nostro certo. mestiere, ci metto, perché non ci sono orari, non ci sono giorni, e altro elemento importante, gli affetti che tu trascuri per Bravo, tutto quello che riversi bravo. in questo lavoro. Allora, sentirsi dire ieri sera da quel signore che appare ormai quasi fosse il suo, come posso dire, il suo orologio ormai è diventato, no? Ci dà le sue indicazioni alle 7 della sera, alle 8 della sera, guarda caso quando ci sono sempre i telegiornali, ma in orari strani per cui nessuno lo guarderebbe, e mi viene a dire che dà a pioggia dei contributi. Io questa mattina la prima cosa che ho fatto, ho chiamato il commercialista e gli ho detto: senti, siccome io non ci capisco molto, dimmi una cosa in croce che riguardi il mio operato. Al di là dei 200 elementi che hai elencato, 400 pagine per questo decreto, 400 pagine che uno deve leggersi per trovare qualcosa, non ho trovato nulla, né io né il commercialista, che riguardasse il settore dello spettacolo, degli eventi. Non c'è una parola. Si parla di turismo, ma non si parla di eventi. È Quindi, vero. quando tu mi dici: Claudio, come stai? Io ti dico: sto bene, grazie a Dio Fisicamente. sto bene. Però se devo pensare da qui a fine anno, è chiaro che qualche domanda me la faccio. Eh beh, certo. Fortunatamente, oltre alla salute, abbiamo anche la possibilità di, passami il termine, è un po' ironico, di sopravvivere, però penso a realtà più piccole della nostra che non ce la faranno, perché oltretutto non siamo in grado, e mi ripeto, di poter programmare qualcosa. Certo. Io questa mattina ero a colloquio con un assessore di un comune X, ma non è importante né il comune né l'assessore. Un L'importante è evento il tema. programmato a luglio, chiaramente sospeso a marzo. Questa mattina ci siamo confrontati per capire se c'è la possibilità di fare un qualcosa di 7 giorni di programmazione, di riuscire a fare 2, 3, 4, una sera. Non si sa, perché non abbiamo le normative, e apro una parentesi che è molto profonda, perché il nostro lavoro, l'organizzazione degli eventi, mi dispiace citare degli episodi purtroppo poco, come dire, molto tristi, uso questo termine. Dopo i fattacci di Torino per quella partita della Juventus dove 1200 persone finirono al pronto soccorso a causa di un demente che pare abbia spruzzato spray urticante per Peperoncino, fare sì. i suoi fatti comodi, e quel che è peggio e riguarda il nostro tessuto, il nostro territorio, dopo il mulinetto della Croda, e tu sai a cosa mi riferisco e anche chi ci ascolta e ci guarda, la vita dell'organizzatore è cambiata da così a così. Sì, sì. Tutte le normative sono diventate una cosa folle, una cosa folle. È Sì, sì. impossibile, era impossibile avere tutti i parametri a posto per organizzare un evento. Ora io non oso immaginare, oltre alle regole che già avevamo imposte, che cosa ci aspetterà. Penso solo alle distanze che dobbiamo rispettare. Allora, finché siamo all'aperto e le possiamo controllare,
possiamo controllare gli ingressi, possiamo delimitare, ma nel mio caso ho una piazza che ha una capienza di 4.000 persone. Do per scontato che almeno 1 migliaio lo possiamo calcolare a sedere, una sedia sì, una sedia no, 1 metro indietro, 1 metro in avanti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Mettere in piedi un meccanismo che ha gli stessi costi, Bruno, di 6 mesi fa, perché l'artista non è che ti dice ok, costo 10, guarda Claudio, sappiamo tutti il momento che stiamo passando, costo 5. No, perché comunque dietro a un evento c'è il service di audio e luci, c'è la produzione, ci sono i musicisti, certo, ci sono gli alberghi, ci sono le cene, ci sono gli spostamenti. Quindi quando io parlo di cachet degli artisti, la gente faccio venire i capelli dritti perché non si rendono conto che quando parliamo di artisti di un certo livello, i costi sono proibitivi. Ora, io dubito che questi signori mi diranno o diranno a noi organizzatori, vi veniamo incontro. Dubito fortemente. Per cui io mi trovo con tutte le realtà dimezzate, spazi, ok? E i costi di gestione di questa operazione tali quali a 6 mesi fa. Allora scusa, io non vorrei neanche innescare una polemica nei confronti di chi che sia, però ti sembra giusto che un elemento semplice, che era il voucher, per poter far riprendere mettere al sicuro certi lavoratori, le badanti, i raccoglitori di frutta, i dipendenti, i momentanei dipendenti dei service, cioè tutto quel mondo di lavoro che poteva essere giustificato con i voucher, no, andiamo a, e qui è brutto che io lo dica, ma sono arrabbiato, andiamo a, cos'è che ha detto Ha regolarizzato. a regolarizzare 600.000, ne abbiamo milioni in Italia che basta un voucher per farli mettere in moto ancora, no? Magari si accontentano veramente oggi, ieri volevano 12, oggi si accontentano di 7, ma regolari. Ma non lo possiamo fare perché qualcuno ha, che ne so, non lo posso dire perché altrimenti... Bruno, io credo che questo disegno sia molto più grande di quello che noi vediamo o quello che ci fanno vedere o quello che ci arriva. Ma qui potremmo aprire un dibattito che va avanti fino a notte fonda, no? Io credo facciamo che anche un'altra puntata, sai, poi... il disegno secondo me è molto più ampio, perché stiamo dando ampio risalto a delle situazioni per me inspiegabili, ma anche per te, perché se fai questa considerazione siamo in sintonia. E non sento, lasciamo perdere il mio settore, penso solo, occupandomi anche di ristorazione, penso a questi poveri disgraziati che a 4 giorni di apertura dei loro locali non hanno ancora la possibilità di attuare tutto quello che gli viene imposto, non chiesto, imposto. Allora, io e te, Bruno, come è stata imposta la chiusura? Perché anche quella io è e te, stata Bruno, imposta. non possiamo andare a cena assieme da buoni amici. No, dobbiamo farci un'autodichiarazione, io, la mia compagna, tu con tua moglie, cioè dobbiamo giustificare con chi ci andiamo a sedere con un pezzo di plexiglass davanti. Cioè, perdonami, sto uscendo dal seminato, ma c'è qualcosa che non mi torna. Non c'è Ma qualcosa che non mi torna. ti ho fatto uscire io dal seminato perché No, io sono mi un po' sono sicario permesso di come te, dire, sai? io mi sono permesso di dire, sfidando naturalmente, cioè, non aprite, fate la vostra protesta non aprendo, perché comunque aprire in queste condizioni è impossibile. Tu a sera cosa tiri il cassetto? Non trovi niente. Fermo restando che la gente psicologicamente non ha nessuna voglia di andare al ristorante in questo momento. Ci vorrà del tempo, ma se tu questo tempo, durante il quale io ritroverò il piacere, il bisogno, perché parliamo sempre di aggregazione, abbiamo il bisogno di stare insieme. La nostra cultura è questa, è questa. Quindi ci dobbiamo abituare nuovamente a tutto questo e tu mi metti nelle condizioni di aprire il mio locale, cioè, sembra fantascienza. Io credo che quei 250 tecnici, con tutto il rispetto che possiamo avere per queste persone strapagate,
dei quali il nostro governo si fida, secondo me, io non li conosco tutti personalmente ovviamente, ma dubito fortemente che qualcuno abbia mai lavorato in un ristorante. Mai. Ci potrei scommettere. Guarda, è vero, stai dicendo una cosa straordinaria, perché tutti quei soloni che sono là, penso siano là senza cognizione di causa. E lo dicevo in un'altra intervista della Confcommercio, per capire cosa fa un imprenditore bisogna tirare su la saracinesca la mattina, ma bisogna tirarla su a mano, perché altrimenti se la tiri su a motore ancora forse non hai capito cosa vuol dire. Questa è la realtà, questa è la realtà. Mi sono fermato prima in un takeaway, perché adesso usiamo tutti questi termini, Sì, no? sì. Ok? Per Sono bere inglesismi o un francesismi? Non ho caffè, capito se un sono... caffè, inglesismo, un caffè, perché comunque il caffè me lo posso fare a casa, ma in questo momento, se Viene voglia, posso, sì, io vado a prenderlo al bar il caffè, certo. perché comunque, torniamo sempre all'eterno discorso, ce lo stiamo dicendo da troppo tempo, aiutiamoci, diamoci una mano. Certo. Il caffè una volta me lo faccio a casa, una volta me lo vado a bere al bar. Do la possibilità di rimettere in moto nel mio piccolo la macchina, ma semplicemente con dei piccoli gesti, che però, se ce li fanno attuare con queste normative, io ho grossi dubbi che respireranno in molti. Però puoi andare a prendere il caffè, scusa, lo puoi andare a prendere, però devi camminare e berlo camminando, perché altrimenti rischi la multa di 400 euro. Bene, senti, Certo. vogliamo chiudere, anche se siamo un po' andati fuori tema, Completamente, direi, completamente. Però va bene così, Bruno, questa è la realtà. ma la Questa è faremo. la realtà. Vogliamo chiudere questo simpatico? No, io direi non è neanche un'intervista, è una chiacchierata fra due amici. Vogliamo chiuderla in che maniera, Claudio? Guarda, Bruno, io comunque voglio essere ottimista, voglio essere ottimista. Nel momento in cui ci diranno qualcosa, perché c'è sempre questo spettro, no? Adesso vediamo i dati di questa prima fase di apertura, no? Sì, sì. Se abbiamo appena il sentore che qualcosa non sta andando nella giusta direzione, uso questo termine, siamo fottuti. Siamo fottuti. Io invece voglio pensare che siamo, da buoni italiani, coscienti. È chiaro che le teste calde le troviamo sempre e ovunque, però siamo anche persone responsabili, indipendentemente dal nostro lavoro, dalla nostra professionalità. Quindi se io esco di casa, non piace neanche a me averla sta mascherina, ma la metto. Non mi piacciono i guanti, ma li metto. Se sono da solo, se sono in casa, faccio quello che voglio. Cerco di comportarmi in maniera diligente. Allora dico, se così faremo, Claudio, ma non li trovi i guanti? È lì il bello, devi utilizzare quelli del supermercato, ma ti rendi conto? Ci rendiamo conto? E va bene. le mascherine, madonna, va bene. Quindi Claudio. voglio pensare che saremo diligenti, in qualche modo, se cercheremo di essere tutti diligenti, saremo bravi. Le famose statistiche che gli esperti valutano, perché non valutano né il ristoratore né l'organizzatore di eventi e nemmeno Gli il barman, esperti. capisci? Guardano solo gli esperti. Gli esperti diranno sì, questi qua, dopo 3 mesi che glieli abbiamo tenuti in casa, sono bravini. Lasciamoli andare avanti, apriamo un po' le maglie. Noi nel frattempo, quello che ho detto stamattina di comune accordo con l'assessore, noi lavoriamo comunque per l'organizzazione di questa cosa, badiamo bene le spese, mettiamo del nostro. Io sto lavorando con il punto interrogativo. La farò a luglio? Non la farò a luglio? Non lo sappiamo. Intanto noi ci prepariamo. Prepariamoci anche ad adeguarci a tutto quello che ci diranno di fare, perché comunque se io vado in piazza e non sono a norma, lo sai anche tu, mi arrivano 2 signori in divisa e mi dicono: De Stefani, lei qui l'evento non lo fa. Quindi è nel mio interesse rigare dritto certo. e di cercare di arrivare a quel momento rispettando tutte le normative, Certo. per la mia sicurezza e per la sicurezza di tutti. Quindi dico, prepariamoci, se ce lo fanno fare a 1 metro e mezzo, con la mascherina, con i guantini firmati, che ce lo facciano fare come vogliono, ma che ce lo facciano fare. Noi prepariamoci e dopo, viva Dio, sarà quel che sarà. Che ti devo dire, Bruno? Claudio, mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te
Anche a me. Potremmo farne ancora perché tu parlavi di vissuto prima. Noi abbiamo vissuto un'epoca che ci ha fatto tirare su le maniche e poi abbiamo conosciuto questo momento che veramente non mi sarei mai aspettato di conoscere. Speriamo di tornare alla normalità. Io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato e ti do un arrivederci a presto. Grazie Ciao a te Paolo. Bruno, grazie Ciao. anche agli amici che ci hanno seguiti. Grazie. Grazie. Ciao.